Scontro aperto tra Stati Uniti e Cina sul coronavirus. Trump accusa Pechino e lancia ultimatum all'OMS e poi la rivelazione shock del presidente: assumo idrossiclorochina. Il corrispondente Claudio Pagliara. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riesamini i suoi atti o gli Stati Uniti non vi faranno più parte. Un vero e proprio ultimatum. Donald Trump dà 30 giorni all'OMS per dimostrare indipendenza dalla Cina. In caso contrario, il congelamento dei fondi americani, deciso il mese scorso, diventerà permanente e gli Stati Uniti potrebbero uscire dall'organizzazione. In una lettera di 4 pagine indirizzata al direttore generale Tedros, Trump sintetizza i risultati dell'inchiesta condotta dalla sua amministrazione. L'accusa principale all'agenzia è di non aver svolto in modo indipendente il suo lavoro e di aver invece assecondato il disegno di Pechino di insabbiare le prove della gravità della situazione. Il presidente rimprovera ai vertici dell'organizzazione di non aver dato ascolto a Taiwan, che 10 giorni prima della Cina aveva suonato l'allarme rivelando che il virus si trasmette da uomo a uomo. Passi falsi che secondo il capo della Casa Bianca sono costati molto all'intero pianeta. L'affondo nel giorno in cui il gusto della polemica trascina Trump in un nuovo scontro con la comunità scientifica. Ai giornalisti rivela di prendere una pillola di idrossiclorochina al giorno. Il farmaco ha pesanti effetti collaterali e gli studi clinici hanno dimostrato che non è efficace contro il Covid. E proprio dall'assemblea dell'OMS c'è il